Buongiorno da Sicilia 24, i principali argomenti del nostro telegiornale. In Sicilia negato il diritto alla salute. Nella giornata mondiale della sanità i sindacati sollecitano investimenti nel settore. Secondo la Fondazione Gimbe in 800.000 rinunciano alle cure nell'isola. Palermo fa i conti con la crisi idrica, preoccupati cittadini e commercianti, l'allarme degli albergatori che temono disdette in vista dell'estate. Palermo violenta, dalla rissa in carcere all'accoltellamento fra camerieri nella notte, 4 i gravi episodi in sole 24 ore. Mi hanno sputato addosso e nessuno è intervenuto. L'ex ginnasta catanese Carlotta Ferlito molestata in centro a Milano da 2 ragazzi in motorino nell'indifferenza dei passanti. Il volto dell'uomo che catturò Totorina svelato dopo 31 anni per la candidatura alle europee. Il capitano ultimo corre con De Luca. Intanto si completano i giochi a sinistra con scelte antimafia e contro il ponte. Primo appuntamento nella nuova stagione del Lungomare Festa a Catania. Tra passeggiate e sport, tante le iniziative di animazione che hanno coinvolto cittadini e turisti. Calcio, l'esordio di Mignani sulla panchina del Palermo finisce con il 2-2 contro la Sampdoria. Il tecnico pronto a rivedere molti punti nel gioco della squadra. Serie C, il Catania caccia di punti salvezza in casa della Virtus Francavilla per evitare i play-out. Squadra in campo alle 18:30. Ancora ben trovati. In Sicilia è negato il diritto alla salute e lo sfogo nella giornata mondiale della sanità dei sindacati che sollecitano investimenti e la riorganizzazione del sistema sanitario nell'isola. Il grido d'allarme appunto in occasione di una giornata emblematica della quale ci parla Tonino De Mana. Più ospedali, meno affari. Mentre si celebra la giornata mondiale della sanità nel Messinese, si leva alto il grido d'allarme di migliaia di cittadini alle prese con un sistema sanitario che non garantisce cure adeguate ed assistenza. Arretrano il Mezzogiorno e la Sicilia con troppe disuguaglianze da nord a sud, come denuncia l'Ordine dei Medici. Nell'ultimo rapporto Gimbe sono 800.000 i siciliani che hanno rinunciato a curarsi, con liste d'attesa di mesi per banali interventi chirurgici. È un fiume in piena il segretario confederale regionale CGIL Francesco Lucchesi. Siamo la terza regione per immigrazione sanitaria, siamo una regione in cui mancano 1500 medici, gli investimenti del PNRR ancora non hanno visto la luce nella stragrande maggioranza della Sicilia. Abbiamo pronto soccorso che funzionano solamente 12 ore al giorno e pronto soccorso che sono chiusi ormai da anni. Gli investimenti anche per implementare le terapie intensive non sono stati utilizzati nonostante i soldi siano stati appaltati durante il periodo del Covid. Cure, prevenzione, quindi diritto alla salute che in Sicilia non sono garantiti. I sindacati, la CGIL in primis, chiedono di aggiungere almeno 5 miliardi al Fondo Nazionale e alla Regione, una riorganizzazione attesa da troppo tempo. E nella giornata mondiale della sanità, assemblee permanenti sono in corso a Palermo, Milazzo, Barcellona e Lipari, dove tagli e assenza di investimenti non lasciano dormire sonni tranquilli. Adesso torniamo ad occuparci della crisi idrica, in questo caso a Palermo, dove monta la preoccupazione tra cittadini, commercianti, ma adesso anche tra gli albergatori che cominciano a preoccuparsi per eventuali disdette durante l'estate da parte dei turisti. Sentiamo Marco Gullà. Cambiamento climatico, mancanza di piogge, condotte con l'abrodo in alcuni punti della città, invasi mal gestiti. La crisi idrica è tutta racchiusa in questi punti. Palermo, la preoccupazione tra i cittadini è reale, soprattutto tra commercianti e titolari di ristoranti, ma anche proprietari di alberghi e B&B. L'incubo disdette dei turisti per la crisi idrica è dietro l'angolo, un po' come è successo l'anno scorso a causa degli incendi. In alcuni quartieri del capoluogo siciliano l'erogazione dell'acqua era stata predisposta già a giorni alterni. Facciamo a giorni alterni, viene l'acqua qua, dovrebbe essere che dovrebbe venire ogni giorno, ma comunque un giorno sì, un giorno no per il momento. L'acqua non c'è ogni giorno, quindi dovrebbe venire ogni giorno. Purtroppo ci sarà una deficienza, come hanno detto, che l'acqua nei piani alti ci sarà una mancanza molto ridotta. Vado in campagna che ho pure l'acqua pure buona, la vado a prendere là, la porto a casa, o qualche fontana che in zona c'è, che hanno detto che
sicuramente li elimineranno pure tutte. Più di prendere, salire sopra non posso fare. Ma c'è chi si è già attrezzato negli anni addietro. Ogni emergenza per quanto concerne il discorso dell'acqua, perché di questa carenza che abbiamo praticamente, perché noi negli anni 90, quando ci fu una crisi idrica diciamo simile, ci siamo organizzati e ci siamo fatti una riserva idrica abbastanza grande, quasi da 5.000 litri d'acqua, quindi diciamo, per noi questa sofferenza non esiste in linea di massima. Bravi loro, ma non tutti hanno avuto la stessa accortezza. In città la paura è che ci possano essere misure ancora più drastiche da parte di AMAP per la gestione dell'acqua e se non pioverà il pericolo sarà assolutamente reale. Adesso andiamo a Messina, il primo weekend dopo la pubblicazione degli elenchi per gli espropri. A Torrefaro c'è chi non vuole lasciare la propria abitazione e da domani, lo ricordiamo, il Palacultura aprirà lo sportello della società Stretto di Messina. Francesco Triolo. Probabilmente non ci si rende conto che stanno trasformando un paradiso in un inferno. Le parole dei residenti di Torrefaro, di chi non si vuole ancora arrendere a lasciare la propria abitazione per consentire la costruzione del ponte sullo stretto nel primo weekend di aprile, soleggiato sul lungomare di fronte allo stretto, è sempre questo l'argomento più dibattuto. Da domani al Palacultura a Messina sarà aperto lo sportello della società Stretto di Messina per la verifica delle mappe degli espropri in tutta la città, perché il tema è sempre quello: nessuno vuole lasciare la propria abitazione. Per ora parlano di espropri. Che espropri? Quando le faranno questi espropri? Che ce ne dobbiamo andare prima? Dopo 22 anni che siamo qua? È un lavoro di una vita. Sono tanti sacrifici. È cresciuto qua, i miei nipoti ora hanno la gioia qua quando vengono qua. Ora ce ne dobbiamo andare. Dove andiamo a finire? Trovo la casa a Messina di nuovo? La preoccupazione di molti è anche quella che, anche se dovesse realmente partire, l'opera non verrà mai completata. Ma il ponte è la inutilità assoluta, quantomeno per noi cittadini, quindi noi siamo nell'incubo, nella spada di Damocle, sì, che la casa venga distrutta, venga demolita, ma anche sul fatto che sia demolita e il ponte non venga realizzato. Intanto da Bruxelles è arrivata la conferma che il governo italiano ha presentato all'Unione Europea la richiesta di cofinanziamento per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Ancora 24 ore di violenza nel Palermitano, da una rissa scoppiata in carcere all'accoltellamento dopo una lite fra camerieri nella notte. Sono appunto 4 gli episodi sui quali sono in corso delle indagini. Manlio Viola. Ancora un sabato di violenza e di microcriminalità a Palermo. 4 episodi hanno caratterizzato le ultime 24 ore. Una rissa è scoppiata la scorsa notte fra 2 dipendenti egiziani di un ristorante pizzeria in via Principe di Belmonte, nel centro della città. Nel corso di una discussione, uno dei 2 dipendenti ha colpito con un coltello al volto il collega. L'uomo è stato portato all'ospedale civico e non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire ai motivi della lite. Dal lato opposto del centro di Palermo, 2 uomini sono entrati armati di pistole e hanno rapinato un negozio di alimentari gestito da cittadini del Bangladesh in Corso Tucoli. I 2 sono arrivati a bordo di una scooter e dopo aver minacciato i dipendenti hanno portato via l'incasso. In via Cavour, poco distante dal Teatro Massimo, invece un giovane è stato rapinato e preso a calci e pugni per strada al centro della carreggiata, mentre transitavano tante auto in mezzo ai passanti. È accaduto tutto intorno alla mezzanotte. Le ultime 24 ore di violenza si completano con una rissa all'interno del carcere del Luciardone. È successo nella terza sezione, dove alcuni detenuti hanno aggredito un agente nel tentativo di impossessarsi delle chiavi allo scopo di compiere una spedizione punitiva nei confronti di un altro detenuto. Le guardie hanno impedito che la situazione degenerasse, ma 2 agenti sono rimasti contusi e hanno riportato prognosi di 7 e 15 giorni. E purtroppo agli episodi appena descritti se ne aggiunge un altro perché la mamma di una piccola paziente ha aggredito una dottoressa in servizio al pronto soccorso dell'ospedale dei bambini di Cristina, appunto a Palermo. È stato necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la calma.
L'ex ginnasta olimpica catanese Carlotta Ferlito è stata molestata in pieno centro a Milano da due ragazzini in motorino nell'indifferenza dei passanti. A raccontare la vicenda è stata la stessa 29enne che si è sfogata su TikTok. Sentiamo nel servizio di Emanuela Corsi. Io ormai non ho più neanche le facoltà di piangere, ok? Però se le avessi vi farei un pianto nervoso. Aggredita da due giovani in motorino in pieno giorno nell'indifferenza della gente. La protagonista di questa brutta storia è l'ex ginnasta olimpica catanese Carlotta Ferlito, oggi 29enne, che sui social ha raccontato come una semplice passeggiata per le vie del centro di Milano si sia trasformata in un incubo. Mi fermano questi due soggetti, perché non sono persone umane, sono soggetti che non meritano di stare al mondo, col motorino, e mi dicono: oh, mi dai l'Instagram? Io, se te li metti in brutto, non sai come reagiscono, quindi ho detto domani mattina te lo do, tipo così ridendo. Vabbè, a un certo punto questi si fanno insistenti, uno stava scendendo dalla moto, quindi io dico: no, guarda, il semaforo si fa verde, erano due, lui riparte, raga, mi ha sputato, cioè, e io tipo ho fatto così, mi è arrivato sulla mano. Io scioccata, non contenti, ho fatto il giro, io intanto ho attraversato la strada, mi ha sputato di nuovo. In un secondo video postato su TikTok, la Ferlito mostra pure i vestiti sporchi di saliva, aggiungendo che nessuno dei presenti si è avvicinato per assicurarsi che stesse bene. Non dico che devi venire a pulirmi, no? Però tipo a dire: tutto ok, uno sguardo di conforto, un gesto, nulla. Come se non fosse successo niente, e mi hanno visto tutti. Oggi la 29enne è un influencer da quasi 800.000 follower e proprio ai social ha affidato il suo sfogo per denunciare le molestie subite in pieno giorno sotto gli occhi dei passanti rimasti del tutto indifferenti. Adesso alla politica, il capitano Ultimo, l'uomo che catturò Totorina, toglie la maschera e mostra ufficialmente il suo volto. Dopo 31 anni ha il potere delle elezioni europee e della scelta di candidarsi. Sono intanto pronte, quasi pronte, le liste a sinistra e tra i partiti delle minoranze regionali le scelte virano tutte verso l'antimafia e l'antiponte sullo Stretto. Manlio Viola. Dalla lotta alla mafia alla lotta contro il ponte sullo Stretto. È una battaglia a tutti i livelli quella che metteranno in campo alle europee i partiti dell'area di opposizione in Sicilia. A 2 mesi dalle elezioni sembrano quasi pronte le liste nel collegio Sicilia e Sardegna. A fare rumore la candidatura dell'ormai leggendario capitano Ultimo, che ha scelto di metterci letteralmente la faccia scendendo in campo con la lista dei 21 movimenti messi insieme da Cateno De Luca. Dopo 31 anni tolgo la protezione al mio volto. L'ultima mia difesa dalla mafia. Lo faccio perché a viso aperto voglio continuare a servire il popolo italiano. Toglie dunque la protezione al suo volto Ultimo. Cateno De Luca è certo di sfondare il tetto del 4% a livello nazionale e dunque poter eleggere deputati al Parlamento europeo. Contano di poterne portare 2 in Europa invece i 5 Stelle, che rispondono sul fronte antimafia con la candidatura di Giuseppe Antoci, ma al Click Day ci sono anche uomini storici del movimento come l'ex sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, che pur candidato col simbolo delle 5 Stelle alle europee appoggia invece senza simbolo un candidato sindaco civico nella sua città, l'ex sindaco di centrodestra Pino Fricano. È invece una battaglia contro il ponte sullo Stretto quella del PD, che porta uno dei 2 deputati uscenti, avendo perso il secondo che ha aderito a Forza Italia, e ritorna a candidare un esponente storico rimasto alla finestra alle regionali. Pietro Bartolo e Peppino Lupo rappresentano un punto di forza della proposta del Partito Democratico siciliano. Certamente un altro uomo dovrà venire fuori dalla Sicilia orientale. In queste ore stiamo intensificando l'istruttoria e speriamo di definirla presto. Sulle donne, oltre alla nostra segretaria nazionale, che speriamo sia della partita perché è emersa questa richiesta di candidatura in modo fortissimo e unanime da tutto il partito regionale. A chiudere il percorso ci sarà poi una donna, esponente del messinese, anche se ancora questo percorso di scelta non è stato ultimato. A Messina sono scattate 45 denunce in un mese e mezzo per abbandono di rifiuti. Tra gli zozzoni anche un avvocato beccato dalle fototrappole installate dal comune. Il servizio.
A Messina è tolleranza zero per gli incivili. Le 100 fototrappole installate dal Comune e da Messina Servizi nell'ambito della campagna Ma chi te lo fa fare hanno immortalato 45 incivili in 45 giorni, una denuncia ogni 24 ore. Emblematico il caso di un incivile che aveva effettuato 2 viaggi in pieno giorno, il primo a bordo di un motorino e il secondo con un'auto. E tra gli zozzoni c'è anche un avvocato intento ad abbandonare i rifiuti sui Colli Sarrizzo, tanto che i vigili urbani non credevano ai loro occhi quando nei tabulati è apparso il nome di un noto legale. Quando si sono presentati a casa sua ha provato a giustificarsi dicendo che era la prima volta che faceva una cosa del genere perché non era riuscito a smaltire regolarmente una certa quantità di plastica e di materiale proveniente dalla pulizia di un giardino. Per gettare quei rifiuti aveva scelto uno dei posti più suggestivi di Messina, i Colli Sarrizzo, il polmone verde della città che stava diventando una discarica a cielo aperto. Lì, un paio di mesi fa, agenti della polizia municipale avevano individuato 2 svuotacantine intenti a scaricare materiale di ogni genere e persino amianto. Tra il materiale anche i quaderni scolastici ed i libri di un ragazzo che hanno consentito di risalire a chi aveva affidato incautamente il materiale da smaltire a uomini senza licenza né scrupoli. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, al rientro vi porteremo sul lungomare di Catania, oggi sede del primo appuntamento di Lungomare Fest, tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 a Catania, oggi primo appuntamento con la nuova stagione del Lungomare Fest, è andata per noi. Simona Mazzone. Torna il Lungomare Fest, 2 domeniche alternate al mese fino a giugno, poi riprenderà a settembre. Una giornata interamente dedicata alle passeggiate all'aperto, allo sport e alle tantissime attività offerte negli stand. E poi bancarelle con prodotti dell'artigianato, punti informativi dedicati allo sport e libri in circolo, la biblioteca mobile e tantissime attività dedicate ai bambini. Stai dipingendo un aereo tutto azzurro, ma come mai questo colore? Perché è il colore dell'aereo di mio padre. Un cagnolino tutto marrone, ma cos'è, un bassotto? Sì. Tu ce l'hai un cane a casa? No, ho un gatto. Passeggiate, un giro per i giochi della Bambinopoli e tanto sport. Tutti i ragazzini che vengono a provare le varie discipline che abbiamo proposto per questa domenica, ne proporremo altre per le prossime domeniche, credo che sia una bella cosa. È una giornata meravigliosa oggi, divertente, piacevole, con gli amici. Una domenica senza auto o quasi, da trascorrere all'aperto grazie anche alle temperature favorevoli a dir poco estive. Sembra veramente estate, c'è un caldo pazzesco, i bambini si divertono, bello. È un'occasione di libertà, un po' di aria aperta all'aperto, con una giornate stupende. Beh, è un'occasione magari per stare con i bambini, senza le auto. In una domenica così soleggiata, perché non approfittarne e fare un tuffo a mare? Tantissimi sono i catanesi e anche qualche turista che ne stanno approfittando per fare un bagno a San Giovanni di Cuti. Com'era l'acqua? L'acqua era molto fredda, appena entri è fredda ma poi è bellissima, ti rigenera. Partita l'8 marzo da Roma in occasione della Festa della Donna, è arrivata a Licata nell'Agrigentino la staffetta On the Road Caschi Rossi contro la violenza sulle donne. Davide Sarto. La motostaffetta Caschi Rossi sotto lo stesso cielo arriva a Licata nell'Agrigentino. Partita da Roma l'8 marzo in occasione della Festa della Donna, la staffetta On the Road nasce da un'idea dell'associazione Angeli in Moto per dire no alla violenza sulle donne. A Licata ad attendere il casco rosso c'erano tante donne ed il responsabile regionale di Angeli in Moto Orazio Raciti. Il prossimo anno l'obiettivo nostro è quello di ampliare questo progetto perché quando parliamo di violenza di genere non parliamo solamente di violenza sulle donne, parliamo di tanti tipi di violenza. Caschi Rossi si rivolge a tutte le donne che hanno subito violenza fisica, psicologica o economica, offrendo loro accompagnamento nella deposizione in tribunale, orientamento verso i servizi territoriali di sostegno e supporto psicologico. Il progetto Caschi Rossi rappresenta una rete di solidarietà fondamentale per contrastare la violenza sulle donne e dare voce a quelle grida di aiuto che troppo spesso vengono ignorate. Adesso ci fermiamo ancora, una breve pausa e torniamo con il calcio.
Finisce il calcio in chiusura di telegiornale. Mi aspettavo di più, così ha dichiarato il neo allenatore del Palermo Mignani sul suo esordio contro la Sampdoria. 2-2 e tante cose da rivedere per la squadra, che oggi però brinda per l'inaugurazione del centro sportivo di Torretta. Marco Gullà. Il Palermo è ripartito, anche se con un pareggio, ma ha comunque mosso la classifica. Esordio agrodolce per il neoallenatore Michele Mignani contro la Sampdoria, 2-2 e tante cose da rivedere, soprattutto tra difesa e centrocampo. Anche ieri una gara di alti e bassi, con la Samp avanti, poi ribaltata e alla fine 2-2 con il bel gol di Darboe. Le reti di Brunori su rigore e poi Mancuso avevano illuso, come già successo in altre occasioni. Mignani non ha la bacchetta magica e in 4 giorni non poteva cambiare la squadra. La lista delle occasioni sciupate per il Palermo si allunga, adesso l'obiettivo è quello di centrare i playoff e respingere le squadre che corrono dietro, come il Brescia. Credo che questa sia una squadra che possa esprimere qualcosa in più sotto tutti gli aspetti, però in questo momento evidentemente quello che siamo riusciti a proporre oggi è quello che riusciamo a proporre. Dobbiamo lavorare velocemente per cercare di migliorare questa situazione. Ho visto un pochino di timore, un pochino di paura nei ragazzi, che poi verso la fine della partita si sono sciolti, e questo diciamo è il lato più positivo. Ma oggi per il Palermo è una giornata storica. È stato infatti inaugurato il centro sportivo di Torretta, il primo di tutta la storia rosanero, sfilata di ex calciatori come Pastore, Amauri, Brienza e la Grotteria. Il club brinda al nuovo centro, che sarà una casa all'avanguardia. E in Serie C il Catania caccia di punti salvezza oggi contro la Virtus. Francavilla Zeoli chiede la massima concentrazione per evitare l'incubo dei play-out. Tonino De Mana. Dall'entusiasmo per la vittoria della Coppa Italia alla dura realtà del campionato, con il Catania costretto a fare ricorso alla matematica e a stringere i denti per evitare i play-out. La vittoria del Monopoli sul campo del Giuliano riapre il discorso salvezza e coinvolge direttamente gli uomini di Zeoli, agganciati in classifica proprio dai pugliesi, e con la Turris che ospita l'Avellino a -2. Numeri alla mano, la squadra etnea non può concedersi passi falsi al cospetto di una Virtus Francavilla all'ultima spiaggia, e che oggi si giocherà le residue speranze di salvezza, che poi eventualmente passeranno dalla lotteria dei play-out, che deve assolutamente evitare il Catania, perché vedrebbe vanificato il diritto di disputare play-off promozione avendo vinto la Coppa Italia di Serie C. Zeoli, navigato uomo di calcio già dal fischio finale della gara contro il Padova, ha chiesto il massimo impegno al gruppo. C'è da gestire l'entusiasmo e al tempo stesso restare concentrati, perché dalla trasferta di oggi non si può tornare a casa a mani vuote. I 120 minuti ad altissima intensità di martedì scorso potrebbero indurre Zeoli a fare delle valutazioni nella scelta dell'11 da opporre alla Virtus. Per questo motivo Di Carmine dovrebbe partire dalla panchina. Analogo discorso per Zammarini, uscito stremato dalla battaglia contro i Veneti di Torrente. Sicuri assenti Cicerelli e Furlan, fermati dal giudice sportivo. In attacco una maglia sicura per l'eroe di Coppa Rocco Costantino, che potrebbe essere affiancato da Cianci qualora si opti per il 3-5-2. Alla Nuova Arredo Arena, terreno in erba sintetica, dirige Centi di Terni. Virtus Francavilla a Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio a partire dalle ore 18. Poi è previsto un ampio post partita con interventi da studio ed interviste ai protagonisti. Il questore di Padova ha emesso altri 11 DASPO, 6 della durata di 10 anni, 4 della durata di 5 anni e 1 della durata di 3 anni nei confronti degli ultra rossazzurri coinvolti nei tafferugli durante la gara di Coppa Italia tra Padova e Catania del 19 marzo scorso. I provvedimenti sono stati emessi dopo approfondimenti delle indagini da parte della Digos. E con queste immagini si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi ancora una buona domenica, grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento con Sicilia 24 questa sera alle ore 22.